Walter Zambon, 20 anni di Bloom qui a Pieve di Soligo, tanti ricordi, tante emozioni, anche qualche momento difficile, però oggi è il giorno della festa. Ma diciamo che correva l'anno 2001 quando ci è venuta in mente questa idea imprenditoriale, in quanto mancava in Pieve di Soligo un'attività che coccolasse la nostra casa, sotto l'aspetto casalingo sia dell'idea regalo e ad oggi anche sotto i profumazioni ambienti, che è un argomento molto sentito. Cogliamo l'occasione oggi di festeggiare i nostri 20 anni dando anche una parte di noi alla solidarietà. Ecco quindi che in collaborazione con la Fondazione Contessa Lene Thun, con cui noi il marchio Thun è uno dei principali fornitori, è un principale articolo proprio richiesto dai nostri clienti, con la Fondazione abbiamo organizzato questo evento Decora per un amico. L'incasso raccolto con questi oggetti che i bambini vanno a decorare verrà devoluto alla Fondazione, la quale Fondazione opera con la ceramicoterapia nei principali ospedali pediatrici oncologici. Quindi un'idea, un'attività molto sentita a cui ci tengo molto. E di questo ringrazio l'azienda Thun, in particolar modo Peter Thun, figlio della contessa, che mancata la mamma ha voluto portare avanti questa attività. Sicuramente questo spazio alla solidarietà nella giornata di oggi, ma anche un momento per ricordare e ringraziare tutte quelle persone che hanno creduto e permesso a Bloom di andare avanti in questi 20 anni. Assolutamente sì, mi sento di ringraziare in particolar modo tutti i nostri clienti, perché se siamo arrivati ai 20 anni è grazie a loro. Un grazie a tutti i miei collaboratori, un Diciamo anche i nomi. Claudia e Paola, e anche i fornitori stessi che con i loro prodotti ci hanno permesso di essere sempre sulla cresta dell'onda con le offerte ai nostri clienti. E come te lo immagini adesso il periodo natalizio che sta per arrivare, il commercio, questa ripresa post pandemia? Qual è il tuo auspicio e soprattutto qual è la situazione in questo momento, lo stato di salute del commercio a Pieve di Soligo nell'Alta Marca? Ma viviamo giornate alterne, Andrea, e l'ottimismo regna comunque, perché il Natale è sempre un momento magico e dal piccolo pensiero alla grande idea è un qualcosa che arriva nelle nostre case portando gioia e felicità.